148 migranti, le prime 9 donne, tutte di nazionalità somala. Sale il numero di profughi ospitati al Green Village di Eraclea Mare, una situazione di ora in ora più difficile, con l'ansia di dover gestire nuovi arrivi nelle prossime ore. In prima linea gli operatori della cooperativa emiliana, il comune che ha messo a disposizione strutture e anche l'ambulatorio medico destinato ai turisti per le visite e i controlli. Sindaci lasciati soli che chiedono a gran voce l'intervento della regione del presidente Luca Zaia per dare vita a una struttura di smistamento. Si chiama tecnicamente hub regionale, alcune regioni ce lo hanno già, nella nostra regione questo manca, è stato già detto molte volte e fa parte del famoso protocollo del luglio 2014. Non erano questi i patti, insomma. Io ricordo che il presidente Zaia era presente anche lui il 7 maggio, lui ha detto che la regione Veneto si toglie da qualsiasi ruolo. Bisognerà trovare un modo di agire e di dare comunque un aiuto ai comuni. Lunedì prossimo a Venezia è fissato il vertice tra regione e prefettura chiesto dal governatore Zaia, che aspetta un incontro con il prefetto Cuttaia e il sindaco di Eraclea Mare, diviso tra l'emergenza migranti con persone che hanno bisogno di tutto e il panico che si sta diffondendo tra i 130 operatori turistici di Eraclea, che in paese invita il presidente Zaia. Mi sembrava scontato che per il turismo del Veneto una località come la mia, la nostra, non fosse adatta, non sia adatta ad accogliere, però mi sono messo a disposizione. Non mi risulta che oltre a fare grandi messaggi, quelli che io ho definito degli scafisti mediatici, di rappresentanti politici, anche di colleghi amministratori della zona, che hanno fatto del terrorismo mediatico, invece di fare del terrorismo si potrebbero trovare delle soluzioni tutti assieme.